Ancora ben trovati, rientriamo in diretta nella seconda parte del nostro telegiornale, apriamo la pagina del calcio, cominciamo con il Catania che tra un po' scenderà in campo contro il Giuliano nell'anticipo di questa giornata di campionato, in collegamento a partire dalle 14 su Telecolor, diretta stadio e poi il racconto della gara, le interviste post partita, ma ci racconta tutto Marco Carli. A Giuliano il Catania giocherà la prima di un poker di partite con squadre campane che si esaurirà a fine ottobre. Sulla carta, ma solo sulla carta, gara meno delicata rispetto alle prossime due, entrambe in casa con Salernitana e Benevento. Ma nessuno vuole pensare alle prossime, l'ha detto Toscano in conferenza, lo sanno i giocatori che hanno tenuto l'ultima seduta nello stadio di Marigliano a pochi chilometri da Napoli. Per il match con il Giuliano l'allenatore dei catanesi studia qualche variazione mentre migliorano le condizioni di Caturano e mentre Rolfini e Aloi si sono allenati in gruppo in settimana. Confermata la linea difensiva con Ierardi, Di Gennaro e Celli. A centrocampo ballottaggio Quaini Corbari con quest'ultimo che è favorito. Lunetta pronto a partire da trequartista con Cicerelli alle spalle di Forte, con la possibilità per Toscano di attingere dalla panchina in tutti i reparti, soprattutto fra i trequartisti e adesso anche nel reparto offensivo. Nessuno pensa a Salernitana e Benevento, ma l'obiettivo è chiaro: arrivare alle due partite del Massimino dando un seguito al successo ottenuto contro il Siracusa. E stamattina si sono registrati momenti di tensione tra tifosi del Catania sul traghetto che da Messina viaggiava verso Villa San Giovanni. Pare che un gruppetto di sostenitori rossoazzurri in trasferta per assistere alla partita si sia scontrato con un altro gruppo di tifosi rossoazzurri, si è scatenata una rissa con qualche contuso. E adesso invece parliamo di Trapani e Siracusa, entrambe in cerca di riscatto nella nuova giornata del campionato di Serie C. Giocheranno entrambe domani, i Granata saranno impegnati sul campo della Cavese a Cava dei Tirreni, mentre per gli azzurri la sfida in casa contro il Sorrento. Il servizio di Sergio Colosi. Cercasi vittoria per Trapani e Siracusa. La squadra di Aronica non conquista i 3 punti da 28 giorni, dal 2-0 contro la Casertana dello scorso 14 settembre. Quella di Turati ha vinto una sola volta contro il Potenza in 8 giornate. I due tecnici non sembrano a rischio esonero, ma le prossime partite daranno maggiori indicazioni. Domenica si giocano Cavese Trapani e Siracusa Sorrento, doppia sfida con la bassa classifica a fare da protagonista. Il Trapani ha gli stessi punti, 5 di una Cavese rinforzata dall'arrivo del difensore Luciani, ma che ha vinto una sola partita ed è in crisi di risultati. Con gli infortuni a condizionare questa fase della stagione, Aronica potrà sciogliere gli ultimi dubbi della formazione soltanto nell'immediata vigilia dopo un confronto con lo staff sanitario. Ancora assente Nicoli, Salines e Fischnaller recuperati, panchina per Vasquez. A Siracusa c'è grande attesa per la sfida salvezza contro il Sorrento. Il momento è delicato, il futuro in bilico e passa anche dal risultato della gara del De Simone. La tifoseria fa quadrato con la squadra, la società per il momento blinda Turati. Il tecnico pensa a Molina prima punta, Zanini al posto di Job, Bonacchi per Sciapola, impegnato con la Lituania insieme a Gudelevicius, torna disponibile Guadagni. Per questa edizione di TG Sicilia è tutto, vi ricordo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà questa sera alle 20. Vi ringraziamo per averci seguito, vi auguriamo un buon proseguimento di giornata a tutti. Forte sfrutta l'opportunità, è bravo a saltare con un controllo i difensori avversari e a concludere con precisione alle spalle di Russo. 0-2, terzo gol in campionato.